si vede anche l'erba un po' pestata e sono usciti da qui. Nessuno si è fatto male, ma per l'ennesima volta questa abitazione di via Tintoretto a Vigonza, dove Chiara Camporese Bellini vive con la famiglia, è stata razziata da una banda di ladri che già avrebbe commesso un colpo a Borgoricco. Agiscono in 4, distinti. Il palo è alla guida di un SUV scuro. È un SUV nero, praticamente nuovo, un SUV veramente lucido, che qui con la terra insomma si sporca via, cioè, proprio pulitissimo, e adesso il modello non saprei, però è sicuramente molto, molto distinto, anche lui vestito, anche gli altri, pantaloni scuri, gilet, camicia, berrettino, comunque sempre, sembra quasi una divisa. Un colpo da manuale eseguito con calma, con i ladri entrati forzando il portoncino d'ingresso e usciti dalla finestra del bagno lasciata aperta. Freddo e lucido il palo alla guida del SUV che la mamma, rincasata poco prima di Chiara, aveva addirittura chiesto se avessero camere da affittare. Sulle 19:15, allora 19:15 mia mamma è tornata dal lavoro, che abbiamo una serra qui di fronte, e io dopo 5-10 minuti sono arrivata anch'io e qui praticamente ho visto sto SUV parcheggiato. Ho detto che strano, perché sì, non siamo in città che parcheggiano le macchine davanti ai cancelli, e infatti volevo quasi chiedere, non so, le serve qualcosa, e visto che digitava qualcosa sul telefono, e invece mia mamma mi dice no no, entra entra, chiudi il cancello, chiudi il cancello. Ho detto che strano, e fatalità, e infatti dopo poco sono entrata, chiudo il cancello e vedo che parte lui, e sì, con calma, molto tranquillamente, non da fuga, e si dirige verso appunto lo stop, e dopo ho visto gli altri che scavalcavano E scappavano. sì sì, ma con molto calma. In casa Chiara e la mamma hanno trovato un disastro, tutto rovesciato, armadi aperti per un bottino di poche centinaia di euro. Oro non ne abbiamo più, racconta sconsolata, perché purtroppo non è il primo furto subito dalla famiglia, proprietaria della vicina serra, in casa e anche nell'attività. Il fratello ha cercato di aggiustare il portone, ma adesso resta la paura. Di notte dice pure che ritornano, devi comunque blindarti dentro, ed è uno schifo, perché cioè, uno lavora per poi ridursi così, proprio non va bene, no.